Un caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano La Nazione siciliana, le notizie dalla Sicilia in 3 minuti. 3 miliardi e 400 milioni per la ferrovia Palermo-Catania. 3 miliardi e 400 milioni arriveranno in Sicilia per finanziare i lavori per l'ammodernamento dei 178 km della ferrovia Palermo-Catania, per unire i due grandi capoluoghi siciliani con sole 2 ore di percorrenza. Il finanziamento è stato annunciato dal Ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini e dalla Vicepresidente della Banca Europea degli Investimenti. Si tratta di un investimento importante che consente di completare l'opera, ma nessuno parli di alta velocità, perché con quella la percorrenza sarebbe inferiore ad un'ora. La Sardegna impugna la finanziaria statale. Le motivazioni. La Regione Sardegna ha reso ieri note le motivazioni per le quali ha impugnato la legge di stabilità dello Stato del 2022. Alla base della decisione è la questione dei trasporti a continuità territoriale, solo 5 milioni per l'intero anno, e l'assenza di risorse per la compensazione dei costi dell'insularità. La Sicilia, che si trova nella medesima condizione della Sardegna, ha deciso, determinando fortissime polemiche, di non impugnare la legge e di aprire un confronto con il governo nazionale. Il centrodestra siciliano ancora diviso per le comunali. Il centrodestra siciliano non ha ancora trovato un'intesa nei capoluoghi di provincia per il voto del prossimo 28 maggio. Tra Catania, Trapani, Siracusa e Ragusa, soltanto in quest'ultima si vedono i primi spiragli di unità. Negli altri capoluoghi le spaccature rischiano ormai di incrinare i rapporti tra i partiti che governano insieme l'isola. A Trapani la Lega ha di fatto un'alleanza con il PD, a Siracusa è guerra di tutti contro tutti e a Catania sembra irrimediabile la spaccatura tra la Lega e i Fratelli d'Italia. Si rischia così di non vincere al primo turno e nei ballottaggi il centrodestra è molto debole. Ministro Urso, lavoratori Almaviva garantiti per il 2023. Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha dichiarato ieri che il Consiglio dei Ministri adotterà un provvedimento che consentirà ai lavoratori di Almaviva che lavoravano al numero di emergenza Covid 1500 chiuso nel dicembre scorso di rimanere al lavoro per tutto il 2023. Si tratta di circa 500 lavoratori, in prevalenza nelle sedi di Palermo e Catania. Sicilia, terza regione per esportazioni nel 2022. Forte crescita delle esportazioni in Italia nel 2022, la Sicilia registra un aumento del 58% annuo, terza solo dopo le Marche e la Sardegna. Buona parte dell'aumento delle isole deriva dall'esportazione di prodotti petroliferi raffinati. Siracusa, tra le primissime province italiane, registra invece un risultato negativo la provincia di Palermo. Cinema, guida alle 350 location in Sicilia. Presentata ieri a Palermo la nuova location guide dell'assessorato regionale al turismo Sicilia Film Commission. Il progetto è stato interamente realizzato con un anno di riprese degli ex allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia. 350 luoghi dell'isola censiti come set ideali, passaggi suggestivi noti e scorci sconosciuti, monumenti simbolo e scenografie naturali mozzafiato per proporre la Sicilia a tutte le produzioni cinematografiche. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione siciliana notizie.sicilia. Per approfondire le notizie andate sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.